E adesso ascoltiamo l'assessore comunale all'ambiente di Agrigento, Mimmo Fontana, sullo stoccaggio dei rifiuti differenziati in città e in particolare al villaggio Mosè. Sì, guardate, in tutto il mondo non è un problema solo agrigentino, esiste una cosa che si chiama sindrome NIMBY, è una sindrome scientificamente riconosciuta di tipo psicologico. Tutti vogliono tutto, ma non lo vogliono sotto casa propria. Noi abbiamo spiegato a quei residenti, come l'avevamo già fatto con i titolari degli impianti sportivi di Villa Seta, che questi e altre aree di deposito temporaneo sono indispensabili per poter fare la raccolta differenziata. Lo abbiamo spiegato, li abbiamo rassicurati sul fatto che stiamo cercando soluzioni alternative, ma che intanto dovevamo cominciare la raccolta e non potevamo rinviarla in attesa di trovare la soluzione migliore. Voglio però rassicurare, trovare l'occasione per rassicurare ulteriormente queste persone, tutti gli altri che magari si troveranno domani un impianto vicino di questo tipo, che non si tratta affatto di una maxi discarica, così come qualcuno strumentalmente dice, qualcuno che non ha mai visto nemmeno in fotografia una maxi discarica, altrimenti non potrebbe fare questa comparazione del tutto inesistente, ma si tratta molto semplicemente di avere due luoghi dove temporaneamente si fermano non i sacchetti di spazzatura tal quale, quelli che puzzano per capirci che troviamo nelle discariche, ma semplicemente i materiali secchi che vengono temporaneamente stoccati, quindi cose che non portano scarafaggi, non portano la presenza di topi, non portano puzza, non portano nulla. Peraltro in aree che sono già degradate da riqualificare. Qualcuno ha avuto l'ardire di addebitare a noi il fatto che quelle aree fossero degradate, dimenticando proprio coloro che ci hanno accusato di queste cose, che hanno fatto parte di maggioranze e amministrazioni che sono quelle che ci hanno lasciato il campo di villaggio Mosè degradato, le aree accanto ai campi di tennis degradate. Quel degrado lì è un degrado sul quale noi stiamo intervenendo, che si sta recuperando. Oggi purtroppo il campo del Villaggio Mosè è uno dei pochissimi impianti sportivi che non siamo riusciti ad affidare a privati, certamente non si può a noi addebitare quella responsabilità. La verità è che tutta questa è un'operazione, una grande operazione di distrazione di massa. Si cerca di distrarre i cittadini dal grandissimo risultato che invece i cittadini hanno compreso perfettamente. Guardate, io faccio politica in questa città e fuori da questa città da 25 anni. Non mi sono mai vantato del fatto che qualcuno mi fermasse per strada per darmi il suo sostegno. Perché non è mai capitato in modo importante. In questi giorni io non riesco ad andare a fare la spesa senza che qualcuno non mi fermi per dire andate avanti perché ci sentiamo finalmente cittadini europei. D'accordo, ci sono le disfunzioni, ci sono, non c'è problema, però stiamo diventando una città normale. Allora c'è qualcuno che ha la responsabilità politica di non avere fatto in passato quello che noi stiamo facendo, che cerca di distrarci da tutto ciò.